Voce ai cittadini. Continua senza sosta il viaggio di Rete Veneta nei quartieri di Vicenza. A fine luglio il nostro tour ci aveva portato nel quartiere Ferrovieri, dove chi vive e lavora nella zona aveva chiesto maggiore attenzione per la pulizia, per la cura del verde, ma soprattutto il messaggio al comune è di sistemare strade e marciapiedi. Ricordate il nostro servizio? Vicino alla zona dei cassonetti è indecente quello che c'è intorno, insomma, roba buttata via, non pulita bene. Adesso le piante sono così e l'erba è alta così. Ci vorrebbe un attimo più di attenzione per le strade, per le pulizie. Le strade sì, ecco, quelle un pochettino magari da metterle a posto sì, da asfaltare sì. Benissimo, questa è la voce dei cittadini che noi di Rete Veneta, come sempre, portiamo alle autorità competenti. Ci rivolgiamo all'assessore alle infrastrutture di Vicenza, Mattia Ierardi. Quartiere Ferrovieri. La gente ci vive bene, i vicentini sono contenti, noi però ci siamo andati e la gente dice sì, bello, ma, ed è per quel ma che noi siamo venuti da lei, assessore, i residenti chiedono che strade e marciapiedi vengano sistemati un po' meglio. E hanno ragione, vanno sistemati, ci sono delle pianificazioni che abbiamo fatto sugli interventi. Per fortuna gli interventi sulla zona dei Ferrovieri sono un pochino meno urgenti rispetto ad altre zone della città, tranne il viale principale, Viale Sant'Agostino, che ha bisogno di interventi e ci stiamo organizzando anche attraverso i fondi. Vanno fatti alcuni interventi ulteriori oltre a quelli che già in cantiere. Un quartiere con tanto verde pubblico, però parchi e soprattutto aiuole hanno bisogno magari di essere un po' sistemati. Sì, alcuni interventi vanno fatti, vanno migliorati, ma teniamo presente una cosa, alcune situazioni sono dettate anche dal momento di siccità e della difficoltà di gestire il verde pubblico. Si può far meglio, sicuramente faremo meglio, abbiamo anche 1 milione del fondo di PNRR da investire sui parchi gioco e i parchi, è un obiettivo che stiamo perpetrando di giorno in giorno e continueremo su quella strada. Il polmone verde del quartiere Ferrovieri, il Parco Retrone, i cittadini tempo fa ci chiedevano che fosse reso più fruibile, almeno questo possiamo dire è un obiettivo raggiunto. No, quello sì, è stato sistemato, è stato pulito, è completamente fruibile, ci si può accedere molto più semplicemente di tanti altri parchi. Ha bisogno di qualcosa in più, ci stiamo studiando per dargli una vitalità ulteriore. Contiamo di farlo con tutti questi fondi che sono arrivati al PNRR e altri investimenti del Comune. Lì però servono progetti seri e concreti per dare una vita reale e nuova a quel parco.